La peste suina africana in Sardegna è sconfitta. Adesso stop alle restrizioni nella movimentazione delle carni suine sarde e dei loro prodotti trasformati. A dirlo Francesco Erbì, presidente di CIA Sardegna, che si rivolge al presidente della regione, Cristian Solinas, e ai ministri della salute, Roberto Speranza, e dell'agricoltura, Teresa Bellanova. La richiesta parte dall'evidenza dei dati epidemiologici. Nessun focolaio negli allevamenti domestici da metà settembre 2018 e nessun caso di malattia in corso nei cinghiali da aprile del 2019, un risultato reso possibile grazie all'operato dell'unità di progetto regionale, il cui responsabile, Alessandro De Martini, ha appena rassegnato le dimissioni. L'UDP è stata il motore delle azioni che hanno determinato il successo di questa lunga battaglia, commenta in una nota Francesco Erbì. La CIA Sardegna auspica che le dimissioni di De Martini non rappresentino un arretramento nella lotta alla PSA, perché questo sarebbe un danno per l'intero settore suinicolo che, con coraggio, ha combattuto contro illegalità e abusivismo. Il traguardo raggiunto grazie al lavoro degli ultimi anni giustifica ora, secondo il presidente CIA Sardegna, un cambio di rotta per agevolare le aziende suinicole dell'isola. E per questo passo è necessario l'intervento della politica, in primis del presidente della regione Cristian Solinas e del ministro della salute Roberto Speranza, che dovrebbero convincere la Commissione europea a superare l'embargo sulle carni suine e sui salumi sardi. Ed è necessario fare in fretta, l'80% delle carni suine consumate o lavorate sull'isola arriva da fuori Sardegna. Il presidente Solinas e l'assessora all'agricoltura Gabriella Murgia, conclude Erbì, si rivolgano ai ministri Speranza e Bellanova e vadano a Bruxelles per chiedere con forza la rimozione delle barriere restrittive che separano il settore suinicolo regionale dallo sviluppo.